Bentrovati da voi la linea. È stato presentato questa mattina in questura Udine il piano viabilità in vista della tappa friulana del Giro d'Italia. Venerdì Lamarano, Castelmonte, le strade chiuderanno 2 ore prima del passaggio del Giro, salvo alcuni varchi principali individuati lungo i più grandi assi viari. Comandante, ormai la tappa del Giro Friulana è una tradizione che però vi mette sempre alla prova, l'organizzazione perché taglia assi viari molto importanti il percorso del Giro. Sì, anche quest'anno non facciamo eccezione perché il percorso di gara, che è molto bello, sarà una tappa sicuramente molto bella e avvincente, ma taglia completamente da sud a nord tutta la provincia di Udine e quindi anche la regione Friuli Venezia Giulia. Per questo motivo è stato predisposto l'articolato piano della viabilità che prevede delle possibilità di attraversamento del percorso di gara e quindi il transito da est a ovest della provincia. Certo con delle limitazioni, perché l'attraversamento è libero e completamente sempre e comunque sicuramente sull'autostrada e nella parte nord della provincia sulla viabilità ordinaria della Pontebana, perché in quel tratto, in località Artegna, il percorso di gara passa sopra la Pontebana e quindi non c'è interruzione. Lungo tutte le altre gli assi principali della viabilità provinciale, faccio riferimento soprattutto alle statali 14 Triestina, 13 Pontebana, la Osovana, piuttosto che la Napoleonica, le grandi viabilità che vengono percorse nella provincia di Udine, queste sconteranno tutte dei disagi che abbiamo cercato di limitare consentendo eccezionalmente l'attraversamento del percorso di gara sulla Pontebana e sulla Triestina, quindi in località Muzzana e Basiliano, fino a 30 minuti prima del transito dei ciclisti. Normalmente l'inibizione al transito, all'attraversamento e alla percorrenza del percorso di gara è di 2 ore precedenti al transito dei ciclisti, salvo nella parte finale della tappa, quella del reingresso in Italia a Drenchia fino a Castelmonte, dove l'inibizione della circolazione sarà di 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti, per consentire anche il transito della manifestazione collegata al Giro d'Italia delle e-bike. Di fatto quindi quelli sulla Pontebana e sulla Napoleonica sono dei veri e propri varchi di attraversamento che servono per collegare entrambi i lati del percorso. Esatto, saranno presidiati proprio da un dispositivo articolato della Polizia Stradale supportata anche da altri enti, che servirà proprio a regolamentare l'attraversamento di una statale, insomma del percorso del gara in corrispondenza di una statale molto trafficata e molto importante come sono entrambe, sia la SS14 che la SS13. Per quanto riguarda il resto del percorso, lei l'ha già ricordato, la strada viene chiusa 2 ore o 2 ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti. Sì, 2 ore prima da Marano fino a Tarcento, fino al valico di Ucea, dove è prevista l'uscita dal territorio nazionale. Quando poi la carovana rientrerà nel territorio italiano a Cividale, nel Cividalese, quindi nelle valli del Natisone, da Drenchia fino a Castelmonte, la chiusura sarà di 2 ore e mezza prima, sempre della cronotabella. Trovate tutta l'utenza può trovare tutte queste informazioni con il piano. La vigilia del Giro tuttavia è funestata dalla tragedia capitata al ciclista friulano Nicola Venchiarutti, che è tuttora ricoverato in ospedale ad Ancona con gravi conseguenze dell'incidente che ha portato alla morte del dirigente sportivo Stefano Martolini. Una vicenda sulla quale ha detto la sua anche Enzo Cainero, patron del Giro d'Italia in Friuli, molto vicino alla famiglia Venchiarutti. Enzo, quella di Venchiarutti è una vera e propria tragedia inaspettata. Adesso bisognerà capire i risvolti penali, però intanto lui come sta? Sì, mi ha colpito molto perché conosco il ragazzo, è un ragazzo bravissimo, serio, e quando domenica tarda o prima serata ho ricevuto la comunicazione sono rimasto scioccato, anche perché le notizie erano controverse, poi le ore passavano, i contatti c'erano stati, ho apprezzato molto l'impegno che ci ha messo Barbara Zilli, questa volta non come politico ma come avvocato, e quindi si è data molto da fare. E a un certo punto, quando è arrivata la notizia che c'era un intervento d'urgenza durante la notte, evidentemente pensi al peggio. Invece la fortuna ha voluto che l'intervento sia andato molto bene. Ho sentito papà e mamma mentre andavano verso Ancona e adesso praticamente ogni mattina sento il papà, perché mi pare logico essere vicino senza interferire su nulla. Le notizie di questa mattina sono che
sta recuperando, potrebbe essere anche potenzialmente fattibile a breve un trasferimento in una struttura qui friulana oppure del Veneto, muove una gamba, l'altra ha un po' di formicolio e la muove un po' meno, però come mi ha detto il suo papà Roberto, sono le conseguenze dell'intervento chirurgico fatto. Quello che preoccupa di più è la sua costante avvilizione fisica, psicologica, perché lui è rimasto tremendamente colpito da questo fatto e mi dispiace che qualcuno, non so chi, già subito dopo l'incidente gli abbia detto che l'altro era morto, e quindi puoi immaginare sto povero ragazzo. Sta vivendo questi giorni. Papà mi ha detto che per 2 giorni ha solo pianto, però sapete, io lo posso capire. Le dico forza Nicola, la vita purtroppo riserva anche queste tragedie, e sinceramente credetemi, a me dispiace molto, dispiace molto. Non ho ritenuto, anche il papà mi ha invitato a dire a tanti amici che nessuno si muova per andare a trovarlo in questo momento e che aspettiamo che lui rientri e dopo vediamo. Credo che vi sia stata una grande vicinanza di cui la famiglia aveva bisogno ed è stato molto utile. E per oggi a voi la linea termina qui e torna domani, ancora una volta alle 13, dopo l'ultimo appuntamento con In Giro. Buona giornata.